È bello che una città intera si raccolga per pregare per tutti i suoi defunti. La morte è una porta che si apre su una vita nuova, un momento non solo di distacco, ma che diventa solenne perché ci chiama a rispondere di tutta una vita e di noi stessi. Nella Santa Messa della giornata di commemorazione dei defunti, celebrata nella cappella del cimitero monumentale di Chiavari, Monsignor Tanasini ha ribadito come la morte non sia una fine, ma un passaggio nel quale il cristiano è chiamato a rispondere del bene fatto fino a quel momento. Gesù dice che in particolare saremo giudicati sull'amore, sulla carità, sul bene che vogliamo soprattutto ai piccoli, ai fragili, ai deboli. Non rende questo solenne e grave la morte? C'è la sensazione che al giorno d'oggi il rapporto con la morte sia un rapporto che non sa più tenere conto di questa solennità e gravità. Il vescovo ha chiesto poi un impegno forte alla città e a tutta la diocesi, ritrovare il senso cristiano della morte per onorare la dignità dei defunti. Gesti che parlano di mancanza di speranza, come la dispersione delle ceneri o addirittura quello di trasformare quelle dei propri cari in monili da indossare, siano stigmatizzati per ritrovare invece il senso cristiano della morte. Forse l'intenzione è quella di avere sempre con sé i morti, ma non sono gesti di rispetto. Io vorrei richiamare a questa serietà e a questa attenzione. Vorrei richiamare alla necessità di considerare la cura dei morti come un gesto grande di civiltà che riconosce la dignità di coloro che ci hanno lasciato.